Sì, ma ho fame io adesso. Un viaggio non può essere perfetto se non si delizia il palato. Seguiteci in questa nuova avventura enogastronomica. Finalmente si mangia! Questa è l'osteria che ci aspetta. 10 minuti, poi andiamo perché là non si tiene più. Proprio sotto la rocca, in effetti si chiama Osteria La Rocca. La faccia sfatta. Vedete che il locale è molto molto bello, carino. È già pieno per chi non ha prenotato, per fortuna noi abbiamo prenotato. Ok. Molto profumato, buonissimo. Aggiudicato. Assolutamente aggiudicato. Vino consigliato dall'oste che è veramente buono. Pane fatto in casa, vai Lady. Questo qui sembrerebbe pane Con l'uva? No, con radicchio. No, esatto. Sì, ho detto. Questo sicuramente radicchio, questo anche. Caldo ancora. Direi che iniziamo molto bene con l'antipasto della Rocca, che abbiamo preso entrambi. Cioè, ho visto i tortini, fritatine, prosciutto crudo, buono, buono, buono. Ma se non devi mai là. Io vado, Andata. Espressione. Adesso si fa sul serio. Assolutamente. Bigoli al sugo d'anatra, blu. I tuoi spaghetti con... Spaghetti con... non mi ricordo come si chiama, però è una particolarità della zona di carne. Profumo, che profumo. E si mangia. Allora, vediamo in presa diretta l'assaggio. Eccezionale. Ci fidiamo perché una buona forchetta così. Ok, assaggia anche me. Ma dai, prendi anche... È un momento. È un momento. Un momento. No, il radicchio, ma prendi la ciccia, un attimo, arriva. Aspetta. Ok, il Cabernet arriva. Tartasal, si chiama tartasal. O tartasale o qualcosa del genere. Carne che fanno qua col sale, pepe e robe Sono varie. più buoni tuoi, cioè una marogna con il radicchio e la carne invece è una salsa di... Beh, ce li dividiamo. Ok, questo. Immaginavo. Via. Sono un filo pepati i bigoli. Bigoli, ma anche quelli perché il tartasale al pepe e il sale. Ok, Vabbè, adesso assaggio. cambio alla pari. Esatto. Bigoli con spaghetti alla chitarra e Il servizio, direi che le ragazze sono molto carini, gentili e preparate, vedi? sorridenti, brave. Complimenti. Ovviamente è difficile con la mascherina, però... No, però li vedi dagli occhi. No, sono simpatiche e gentili disponibili. Voto, su che voto siamo adesso del ristorante? No, a me piace molto, siamo almeno... Non siamo al top di Lady Hawk, locale consigliato? Assolutamente sì, veniteci perché merita davvero. Assolutamente. Fidatevi. Vi dirò dei dolci adesso, preparati. Giusto, mancano i dolci. Basta. Oh. Lady che comincia a accusare il Varcalepe. Sto riprendendo. No! Adesso c'è Lady che sta annusando il profumo della cannella. Sì, è fortissimo. È il tuo dolce della Rocca. Sì. Adesso lei ha Io c'ho il tiramisù invece rivisitato con gli amaretti e
mascarpone. Tutti i dolci fatti in casa. Ma senti che cannellina, profumatissima. Con la crema. Quello del tuo piatto. Sì, bellissimo. In tono con la rocca, decisamente. Va bene, affondiamo il cucchiaino che tiene su. Sentiamo, vediamo il responso del... Ok, tanta roba. Deciso. Bene, scusate se vi lascio, ma devo dedicarmi a altro. No, ma